Autostrada e ferrovia nella morsa degli incendi. Da una parte il casello autostradale dell'Isert avvolto dal fumo, dall'altra le fiamme a circondare i binari della linea Trieste-Monfalcone all'altezza dei tornanti di Sablici, nel comune di Doberdò del Lago. Ha mandato in tilt l'intero sistema dei trasporti che fa da cerniera fra le province di Trieste e Gorizia l'incendio sviluppatosi questa mattina lungo la linea ferroviaria che ha obbligato RFI a interrompere i collegamenti. I molteplici focolai hanno messo in ginocchio anche le strade, chiuso il vallone di Gorizia e la statale 14 per Monfalcone a partire dallo svincolo d'uscita del raccordo autostradale. I momenti più difficili si sono vissuti al casello dell'Isert, alla barriera simbolo del rientro a casa per i triestini e l'ultima tappa in Italia per i vacanzieri diretti in Istria e Dalmazia si sono vissuti momenti di panico. Il rogo più ampio che si stava propagando nell'area boscata verso Monfalcone è stato deviato dal vento verso la carreggiata, già chiusa in direzione Trieste con obbligo di uscita di Puglia dalle 12:30. Le raffiche hanno traghettato delle scintille sin dalla parte opposta del senso di marcia, attecchendo subito alla vegetazione secca anche in direzione della Slovenia. A quel punto il casello autostradale è stato messo sotto scacco dalle fiamme da ambo i lati. Attorno alle 13 tutto il personale è stato evacuato e l'arteria è stata chiusa anche in direzione Venezia. I vigili del fuoco di Gorizia, Monfalcone e Trieste, insieme alla protezione civile e al corpo forestale, sono stati impegnati per tutto il corso della giornata per contenere i focolai. Uno di questi era divampato ancora prima nei pressi di Medeazza. Complicatissimo però spegnere tutti i fronti interessati dalle fiamme, nonostante l'ausilio di 2 elicotteri e un Canadair, a causa del vento che nel pomeriggio ha creato nuovi problemi ai pompieri, deviando gli incendi sia internamente in direzione Gorizia che sull'altro fronte verso Duino. Via. Gli interventi di spegnimento hanno seguito delle logiche di priorità. Oltre a salvaguardare i centri abitati, gli esperti hanno anche dovuto mettere in sicurezza l'elettrodotto, il metanodotto e i cavi dell'alta tensione.